TAV, la grande ondata del sì all'alta velocità travolge Torino, un sit-in a cui partecipano comuni di tutta Italia per rilanciare la modernissima tratta ferroviaria bloccata dalle analisi costi-benefici volute dal Movimento 5 Stelle al governo. In piazza, con gli altri amministratori veneti, c'è anche Claudio Cicero da Vicenza, che subito rivoluziona le direttive, viola le regole del flash mob e con un colpo di scena indossa la fascia tricolore, seguito dagli assessori di altre città italiane al grido di "Oggi o siamo come sindaci o non ci siamo. Rappresentiamo i nostri comuni e quindi indossiamo la fascia". Vicenza è protagonista perché, come sapete, dovrà passare anche da Vicenza la TAV e i comuni, tutti i comuni, la regione Veneto devono fare massa critica per andare a sostenere questa infrastruttura anche con i colleghi piemontesi, con i colleghi lombardi e quindi fare un corpo unico per poter sostenere questa infrastruttura. Messaggio diretto al ministro alle infrastrutture, il grillino Danilo Toninelli, che aveva assicurato di consegnare la relazione sui costi-benefici dell'alta velocità entro gennaio. E dal Piemonte il governatore Sergio Chiamparino invita le regioni del nord a indire un referendum. Lombardia e Veneto, governate dalla Lega, hanno già dato il loro consenso, perché sia il popolo a esprimersi su un'opera strategica già iniziata, con investimenti, progetti, milioni spesi e lavori in corso. La TAV oggi più che mai diventa un simbolo, è la tratta ferroviaria dove far tornare a correre il treno dello sviluppo e della crescita. Ci crediamo e quindi vogliamo assolutamente dare supporto a questa iniziativa perché le infrastrutture sono importanti, le infrastrutture non hanno colore.